Buonasera e benvenuti a questa 10ª puntata di Friulandia. In studio abbiamo un'associazione che da moltissimi anni frequenta i palcoscenici amatoriali ed è il Dopolavoro Ferroviario di Udine. Buonasera intanto a Marino Blason, a Fabio Nicoletti e a Corubolo Nicola. Buonasera intanto a tutti. Marino, voi siete, diciamo, come dicevamo in apertura, un'associazione con molti anni di attività alle spalle, no? Come è nata la volontà di costruire una squadra di calcetto? Beh, è nata, diciamo, grazie al Tancredi del Mestre, che era fino all'anno scorso ed è ancora il nostro responsabile, adesso è un po', diciamo, mollato, fra virgolette. Si è defilato, diciamo. Si è un po' defilato perché segue lo sci, che è la sua prima passione, poi ha avuto un infortunio abbastanza grave e non riesce praticamente a giocare senza farsi male. Allora ha fatto una scelta, diciamo, un po' forzata verso lo sci. Lui giocava già a calcio a 5 molti anni prima di me, io lo conoscevo come collega di lavoro. Quando sono venuto a lavorare a Udine nel 97 abbiamo fatto un'annata così dove ci si ritrovava così in amicizia a giocare, però mancava lo spirito, lo stimolo della partita e abbiamo ricominciato insomma, a giocare, grazie anche al dopolavoro che ci sostiene, diciamo, sia economicamente che come struttura. E l'altra sera, Fabio, avete fatto una partita, non dico storica, ma insomma importante, perché avete superato l'Artegna Calcio 5, che è una delle favorite di questo gironcino. Com'è stata questa partita? Avete sofferto? Purtroppo personalmente l'ho vista dagli spalti perché ero squalificato, anche comunque sono stato a vederla. È stata una partita molto, molto sofferta, perdevamo 3-0, però piano piano, cominciando a inquadrarci un po', alla fine abbiamo fatto un 4-3 non indifferente. Chi è stato l'uomo decisivo, diciamo, della gara? La squadra sempre, perché nessuno ha segnato più degli altri, abbiamo segnato un gol a testa più o meno, e quindi la squadra. Nonché la parata del portiere all'ultimo secondo che vi ha salvato un po'. Ha salvato il risultato. L'ha deviata sulla traversa, partita finita. Nicola, adesso dopo una prima fase, diciamo, dove eravate nei bassi fondi della classifica, questa seconda fase vi sta portando bene, nel senso che siete primi, avete totalizzato, se non ricordo male, 6 punti in 4 partite. Cos'è cambiato rispetto, diciamo, alla prima fase? Perché gli uomini mi pare siano lo stessi, no? Dicevate prima. Sì, gli uomini sono gli stessi. Abbiamo fatto un innesto, della verità, anche abbastanza importante. Un nuovo ragazzo che si sta comportando bene. Però diciamo che siamo cresciuti come squadra, come diceva anche Fabio, abbiamo imparato a stare in campo assieme, quello che ci mancava nel primo girone, perché avevamo molti ragazzi giovani, nuovi, che avevano bisogno un po' di imparare a giocare con noi. Adesso ci siamo amalgamati, come si dice in questi gerghi, e riusciamo a stare in campo meglio e riusciamo ad avere una concretezza di squadra maggiore, tutto lì, non abbiamo niente di più. Qual è la squadra che vi ha messo in maggiore difficoltà quest'anno? Noi in realtà siamo riusciti a fare buone partite con tutti, anche quelli che hanno vinto il girone. Abbiamo perso di un gol praticamente con quasi tutte le squadre, alla fine abbiamo sempre perso, ma perso di un gol. E così in realtà non siamo mai andati veramente in difficoltà con qualche squadra. Io non mi ricordo una squadra che ci ha surclassato decisamente. Non so se i miei compagni possono aiutarmi in questo caso. Ci sono state delle squadre che ci hanno segnato molti gol, a dire la verità, ma noi all'inizio per esempio della partita finivamo per essere in vantaggio anche di 3-4 gol e poi per questioni anche di quel gioco che mancava, di cui parlavo prima, ci disunivamo e finivamo per perderla. Questo è successo più di una volta. Quindi adesso pare abbiate trovato un po' di equilibrio, insomma, in questo senso. Esatto. Marino, invece tu sei giocatore, mister, dirigente, dicono anche che tu sia molto vulcanico da un certo punto di vista. Come vivi, diciamo, questi 3 anni messi assieme? No, sono uno che purtroppo, o per fortuna, non lo so, dipende, ogni cosa che fa la fa con voglia e passione, ci metto tutto, sempre, in ogni campo, e forse a volte esagerando, insomma, ma credo che con l'età sono un po' diventato più buono, perché anni fa ero
molto più fuori che dentro, e a un certo punto ho detto l'età avanza, se comincio a star fuori anche per motivi extra, qua non gioco più. E allora insomma diciamo che è un po' così, mi sono un po' cercato un po' di, insomma, di stare più tranquillo. Ma la mia non è che ce l'abbia con un avversario che ci metta... Mi incavolo sul fair play, questo sì, è una cosa che non riesco a sopportare quando trovo quelle furbo di turno che comunque fa parte del gioco, bisognerebbe ricordarselo, no? Sì, beh, ma e questo la nostra mi fa mentalità è un po' diversa. Esatto, la nostra mentalità è certo, diversa. Certo. Bene, allora andiamo a vedere adesso un'altra partita del vostro girone, ed è Sbrega Ballon, Trattoria 4 Con. Si giocano una bella fetta di possibilità di entrare nell'otto delle migliori nella Coppa Amatori, lo Sbrega Ballon e la Trattoria 4 Con. La partita finisce 4-6 a favore della Trattoria 4 Con. Lo Sbrega Ballon si presenta in campo con Dosualdo, Grion, Pizzi, Sorvillo, Tamburlini, Varutti, Volpe e Felettice. Risponde la Trattoria 4 con Antonio Cherandini, Angeli, Antonacci, Dell'Arti, Dose, Parisi, Rossi e Vicario. Alla fine i marcatori della gara saranno Antonacci, doppietta, Parisi, doppietta, Angeli, Dell'Arti, Sorvillo, Varutti, Volpe e Felettice. Arbitro della gara il signor Marcuzzi. Come dicevamo, la sfida può valere l'accesso alla Coppa Amatori per due squadre alla ricerca di una collocazione definitiva nello scacchiere del girone C della Coppa Amatori. Lo Sbrega Ballon in questa seconda fase della manifestazione pare in crisi di identità, non ha raccolto neanche un punto, mentre la Trattoria 4 Con dimostra incostanza dei risultati. Eppure sono due formazioni che hanno buone potenzialità, hanno giocatori che possono cambiare le sorti della gara in qualunque momento, hanno voglia di provare ad alimentare un sogno. Il duello è subito intenso, con i ducali che iniziano con gran piglio e provano a dare subito ritmo alla gara. Ma gli ospiti di Capitan Angeli sono pungenti e nei primi affondi passano. Lo Sbrega Ballon non molla e grazie anche a giocatori come Sorvillo, capace di saltare l'uomo e aprire spazi per i compagni, mette in affanno la difesa ospite, salvata spesso all'ultimo secondo da chiusure difensive efficaci e dalle parate di Antonio Cherandini, solitamente giocatore oggi ineccepibile tra i pali. La spinta locale paga, il primo tempo si chiude sulle 3-2. Nella ripresa il mister ospite Puzzolu assesta la squadra, chiede più attenzione in fase difensiva, cambia qualche posizione in campo. La Trattoria 4 Con soffre meno, è pronta a chiudersi e a ripartire in contropiede. Lo Sbrega Ballon invece pecca di generosità, si getta in avanti e lascia ampi spazi in cui Antonacci e Parisi vanno a nozze. La gara rimane in grande equilibrio fino a 3 minuti dalla fine, quando il 4-4 sembra potesse diventare il punteggio finale. E invece gli ospiti, sornioni e concreti, riescono a trovare due allunghi con i bomber Antonacci e Parisi, entrambi autori di una doppietta che mettono al tappeto il team locale di Capitan Grion. Lo Sbrega Ballon, ancora fermo a quota 0 in classifica, dovrà ora rimboccarsi le maniche e cercare di capire i motivi di questa crisi di risultati. Ma non tutto è perduto, in palio ci sono ancora 6 punti e visto l'equilibrio del girone c'è anche margine per rientrare in corsa. Sul fronte della Trattoria 4 Con invece si apre la concreta possibilità di entrare nell'otto delle squadre che potrebbero accedere alla corsa verso la Coppa. Attenzione però, visto che i blu saranno privi negli ultimi 2 turni del bomber Antonacci. Eccoci rientrati in studio. Fabio, qualche settimana fa c'è stata una riunione non obbligatoria da parte della Lega Calcio Friuli Collinare per le squadre di calcio delle squadre di calcio a 5, dove sono nate alcune idee. Credi che siano importanti queste riunioni per far sentire la voce delle associazioni? Secondo me sì, anche per capire un attimino come gira tutto il movimento e avere qualche direttiva più mirata, se qualcuno ha qualche esigenza particolare, sicuramente. Nicola, avete inserito 2 ragazzi giovani che stanno un po' facendo la differenza anche nella vostra squadra, no? Mentre in realtà nel passato avete avuto sempre, diciamo, una media d'età elevata. Come mai questo cambio di rotta? Esigenze proprio di numeri oppure una scelta proprio legata a qualcos'altro? Beh, diciamo che ci siamo trovati un po' a corto di persone perché per varie vicissitudini e infortuni di cui parlava prima Marino, anche gravi, qualcuno non ha smesso di giocare proprio e quindi ci siamo un po' guardati attorno per vedere di trovare qualcuno di nuovo. Siamo stati fortunati perché abbiamo trovato della gente
dei ragazzi interessanti che sanno stare in campo bene e che insomma ci aiutano a divertirci, perché questo poi alla fine è lo scopo. Uno di questi, se vuoi fare il nome, è anche il capocannoniere attuale del campionato amatori, no? Sì, che è Gatto. Gabriele. Sì. Ah, perché ne avete due squadre? Sì, sono due fratelli. Sono due fratelli. Quindi lui vi sta facendo fare quel quid in più insomma, rispetto a... Beh, comunque la squadra mi pare Sicuramente che... insomma, è giovane, fisicamente e anche tecnicamente è dotato, insomma, Quindi diciamo... bisogna tenerlo un po' al guinzaglio, ma va bene vabbè, così, come certamente. Marino, ogni formazione ha il suo jolly, al suo diciamo, filosofo, chiamiamolo così. Nella vostra squadra, in tutti gli anni che tu hai vissuto con questa squadra, c'è stato qualcuno che ha lasciato il segno oppure diciamo no? Ma credo di sì, noi avevamo un ragazzo cui parlava prima Nicola, Marco Vicario, che era, oltre a essere molto bravo, sicuramente il migliore che avevamo, era un bravissimo ragazzo, faceva gruppo e era stato il nostro capitano parecchie volte insieme a Tancredi, quando non c'era si alternavano. Poi ha fatto un brutto infortunio un paio d'anni fa e un po' adesso ha ripreso, mi hanno detto. Poi si è anche trasferito a vivere a Fiume Veneto, quindi già veniva con difficoltà perché insomma la distanza non è facile da colmare. Più questo infortunio, insomma, ci siamo un po' così separati calcisticamente. Ecco. Ho capito. Fabio, programmi futuri del dopolavoro ferroviario Udine? Che ricordiamo non è sola perché c'è anche il dopolavoro ferroviario Cervignano, no? Sì, esatto. Programmi futuri, speriamo di andare avanti così e di andare fino in fondo soprattutto. Bene, erano gli amici del dopolavoro ferroviario, ci sentiamo dopo la pubblicità con altri ospiti. Rieccoci in studio per la seconda parte di Friulandia. Abbiamo cambiato decisamente ospiti, abbiamo cambiato anche disciplina, ci occupiamo di un'associazione che si occupa di immersioni. Abbiamo con noi la SD Blue Bubble Sub di Cervignano. Ospiti a rappresentarla sono la presidente Ilaria Scapinello, il vicepresidente Massimo Fasano, il consigliere Massimo Bosco e Elena Giacinto, che è la segretaria di questa associazione. Buonasera a tutti innanzitutto. Buonasera. Ilaria, come e quando nasce la vostra associazione e quali scopi si prefigge? La nostra associazione nasce nel 2011 ed è nata così in maniera molto spontanea, ovvero un gruppo di amici che normalmente si immergevano assieme, hanno deciso di unire le proprie passioni, competenze e conoscenze per costituire quella che è l'associazione. L'associazione principalmente si occupa di immersioni, per cui esplorazioni di quello che è il mondo sommerso, e unitamente a corsi subacquei di vario livello e tutte quelle che sono le attività volte alla tutela dell'ambiente marino, per cui corsi di anche attività volte al mantenimento dello stato del mare. Ok. Massimo Fasano, come mai l'affiliazione all'Oxen? Diciamo che l'idea è nata di pari passo con diciamo, la fondazione dell'associazione. Abbiamo visto nella struttura Xen, oltre all'opportunità di far parte di un ente di promozione sportiva con tutti i suoi vantaggi, abbiamo trovato nei dirigenti locali dell'Oxen un valido supporto professionale sia dal punto di vista delle informazioni per quello che riguarda la parte fiscale, oltre alla possibilità, dandoci delle indicazioni su come promuovere la nostra attività. Elena Giacinto, quale sportiva effettivamente praticate? C'è una disciplina specifica? Sì, allora il subacqueo si immerge avvalendosi di bombole e respirando una miscela d'aria attraverso un autorespiratore che appunto eroga l'aria. E si differenzia dall'attività dell'apnea in quanto l'apneista si immerge in acqua trattenendo il respiro e avvalendosi quindi della propria capacità polmonare, quindi i tempi cambiano, perché l'attività subacquea permette di immergersi per più tempo controllando attraverso un manometro, controllando il livello dell'aria ancora a disposizione. Massimo Bosco, a un profano che non conosce un po' la vostra disciplina, cosa consiglieresti per invogliarlo a immergersi?
Ma sicuramente un motivo per cui immergersi è la curiosità di vedere da vicino la flora e la fauna marina. Dopo un altro punto è anche la sensazione di provare l'assenza di peso. L'assenza di peso, diciamo, pinneggiando a 10-15 metri, con un fondale che arriva sui 25-30 metri, si può provare la sensazione come di volare. Dopo un altro punto, insomma, quando si è fra un gruppo di amici, la giornata non è fatta solo di immersione, è fatta anche di un pre e un post immersione, quindi non so, la mangiata, momento di aggregazione, momento di aggregazione anche con persone che non si conoscono, insomma. E dopo la possibilità anche di, una volta acquisita un po' di esperienza, la possibilità di fare una vacanza diversa, una vacanza subacquea, quindi ci sono molteplici, insomma, occasioni molteplici, certo. Elena, ma la vostra attività è proposta tutto l'anno oppure solo in determinati punti? No, allora, visto che voi poi vi immergete tutto in mare? l'anno, no, è un'attività che si può fare tutto l'anno, dipende un pochino magari dall'attrezzatura, perché magari è più auspicabile, cioè, preferibilmente uno si immerge tarda primavera, tutta l'estate, l'autunno, però magari con una muta adeguata che può anche noleggiare, si può immergere tranquillamente anche tutto l'inverno. Ilaria, voi organizzate anche dei corsi, no? Come sono strutturati? Sono per tutti? Sono solo per determinate fasce d'età? Allora, i corsi che vengono tenuti presso la nostra associazione applicano quelli che sono gli standard della didattica ESA e sono corsi aperti a tutti. Si va dall'ingresso minimo dell'età del bambino di 8 anni per svolgere le prime attività subacquee, che sono comunque molto controllate, praticamente a pelo d'acqua, sotto la supervisione costante di un istruttore. Successivamente dai 10 a 15 anni il bambino può frequentare, il giovane subacqueo può frequentare dei corsi che lo abilitano ad immergersi fino a 12 metri, sempre sotto la supervisione di un istruttore, mentre dai 15 anni in poi è possibile frequentare il corso Open Water Diver che abilita il subacqueo a svolgere immersioni in coppia, in curva di sicurezza, per cui senza tappe di decompressione, e dentro i 18 metri, che è comunque una profondità considerevole che ci consente di esplorare il fondale. Quindi c'è un percorso formativo importante, ha fatto a step, cioè a livelli di insegnamento per quanto livelli riguarda. Di insegnamento il corso Open Water è sicuramente il corso più completo e più corposo che il subacqueo approccia per l'attività subacquea, tant'è che si svolge in lezioni teoriche, lezioni pratiche prima in acque delimitate, per cui a profondità limitata, e successivamente in acque libere, come dice proprio il nome stesso del corso Open Water. Massimo Fasano, parliamo un po' di prevenzione rispetto a questa attività. Quali sono le principali indicazioni da seguire, soprattutto per i neofiti, insomma, per quelle persone che non conoscono bene la materia? Prima di tutto è importante seguire le istruzioni che vengono date durante i briefing pre-immersione, tutta la spiegazione sullo svolgimento dell'immersione, profondità, tempo. Importante seguire anche poi le regole che sono dettate dagli standard ovviamente della didattica e le regole chiaramente dei posti dove andiamo a visitare, a svolgere le nostre attività, perché a seconda delle località c'è una normativa specifica sull'attività subacquea e soprattutto, come dicevo prima, il rispetto di questi standard dettati dalle didattiche e soprattutto il rispetto della propria abilitazione, per cui in base alla tipologia di brevetto il rispetto della profondità dettato proprio dal limite di brevetto. Massimo Bosco, parliamo un po' di costi. Cosa spende per una persona le prime armi come equipaggiamento per iniziare a immergersi? E che tipo di attrezzatura sostanzialmente basilare per questo tipo di approccio? Ma diciamo, quantificare un costo iniziale non si può, perché ci sono vari materiali a seconda di quello che si va a fare. C'è un mercato dell'usato, c'è la possibilità di un noleggio, quindi un neofita inizialmente può permettersi di noleggiarsi tutta l'attrezzatura. Cosa che consiglio, almeno la muta quella acquistarla nuova, perché
sì, ma del resto, è quella insomma, un po' che c'è la dovrebbe possibilità di un noleggio, quindi... Ilaria, so che fate parecchie serate che raccontano il mare, un po' per divertirvi, un po'. Come funzionano? Raccontaci un po' questo tipo di attività che svolgete fuori dall'acqua. Le attività che svolgiamo fuori dall'acqua sono anche le attività che, come dicevamo prima, possono essere svolte durante tutto l'anno, anche per riempire un pochino il periodo invernale. Ci occupiamo in queste serate, parliamo di ecologia, di ambiente marino, di riconoscimento di quelle che sono le specie subacquee, flora e fauna che possiamo incontrare, e così è sempre molto affascinante, dà molta soddisfazione alla fine dell'immersione uscire dall'acqua e, consultando quello che è il manuale o alcune fotografie, dare un nome o cognome alle varie specie che abbiamo incontrato sott'acqua. Questo anche perché ci dà una maggior consapevolezza delle meraviglie, del punto di vista privilegiato che noi abbiamo andando sott'acqua. Oltre a queste serate di ecodiver, di ecologia, facciamo anche periodicamente dei refresh in materia di tecniche di primo soccorso e di somministrazione di ossigeno, che sono sempre parte della formazione del subacqueo e formazione che viene offerta dall'associazione, proprio perché mantenere la freschezza di queste tecniche sempre ravvivata ci consente di poter fornire eventualmente un ottimo soccorso. Voi avete fatto parecchi viaggi, no, nel quale poi vi siete immersi. Qual è il viaggio, questo lo faccio una domanda a tutti voi, che vi ha lasciato qualcosa dentro? Mi permetto di rispondere un po' per tutti, perché siamo rientrati domenica da una crociera in Mar Rosso, durante la quale abbiamo avuto la possibilità di esplorare alcuni relitti, per cui delle navi che sono affondate. È stato un momento di grande aggregazione tra i partecipanti, nonché soci dell'associazione, perché siamo stati una settimana in barca assieme 24 ore su 24, quindi molto positivo, e nel contempo abbiamo avuto la possibilità di visitare delle navi sommerse e un ambiente marino diverso da quello che abitualmente frequentiamo. Cosa vuol dire ritornare poi in superficie dopo essere stati sott'acqua? Che sensazione vi dà? Cioè, parliamo dai, con Massimo. Sì, la sensazione, sicuramente dipende dall'immersione che si è fatto, se più o meno impegnativa. Sicuramente dopo l'immersione si parla tutti assieme e si vive assieme e si condivide quello che abbiamo visto. Comunque sì, bello, bellissimo. All'altro Massimo invece chiediamo, da un punto di vista della sicurezza, quando siete sott'acqua, avete qualche segnale particolare che vi fate in caso di difficoltà? Avete qualche gesto particolare? Sì. Come vi aiutate, insomma, nei momenti di difficoltà? Diciamo che esistono dei metodi di comunicazione subacquea che sono proprio questi segnali, che diciamo, sono dei segnali standard che valgono un po' per tutti i subacquei e vengono ogni volta ricordati durante questi briefing pre-immersione, dove noi andiamo a rivedere tutto quello che può essere la segnalazione a livello di quantità di scorta d'aria che abbiamo, ok, se va tutto bene, se c'è qualche problema c'è un segnale specifico dove viene indicato anche quale sia il problema, ovviamente, perché un segnale generico e poi bisogna specificare qual è il problema, potrebbe essere un problema di compensazione come un crampo o qualsiasi altro evento. Comunque ci sono proprio dei segnali standard, perché ovviamente sott'acqua non possiamo parlare. Parlare, certamente, quindi imparate un po' a conoscervi, certo, un po' a gesti. E poi sono i segnali che vengono già insegnati durante proprio il primo corso Open Water, che è quello proprio di ingresso allo svolgimento dell'attività. Bene, la regia, come vedete, ci fa dei segnacci, per cui dobbiamo chiudere la trasmissione. Ringraziamo gli amici dell'associazione Blue Bubble Sub e diamo appuntamento alla prossima puntata. Rimanete con noi sulle frequenze di Friuli Venezia Giulia Sport Channel. Buonasera a tutti.